Assessore Telesca, è stato presentato ieri a Roma il rapporto 2016, riferito peraltro a dati del 2015, dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità. È venuto fuori che il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più virtuose in Italia. Per esempio, spicca in positivo già nel 2015 su emergenza-urgenza con tempi medi di intervento di 15 minuti. Sì, infatti devo dire che siamo molto soddisfatti perché le associazioni, in particolare Cittadinanza Attiva, che fa questi rapporti annuali, ci riconosce su una serie di attività meriti importanti. Sull'emergenza-urgenza, come abbiamo sempre detto, noi siamo una regione che abbiamo tempi medi tra i migliori sicuramente d'Italia. Ci stiamo ovviamente lavorando ancora perché su alcune zone dobbiamo migliorare, però sicuramente influirà sempre di più alcuni interventi e aumento di mezzi che abbiamo messo soprattutto in alcune zone che avevano problemi di ritardi, di difficoltà. Parlo delle zone montane dove adesso ci sono 4 ambulanze in più e stiamo vedendo ancora miglioramenti ancora in atto anche adesso perché i mezzi ci sono e i cittadini se ne stanno accorgendo. Da questo rapporto abbiamo avuto riscontri positivi anche sulle liste d'attesa, non solo sull'erogazione dei farmaci e soprattutto sui servizi per i malati oncologici che sono tra i più affidabili in Italia. Ecco, infatti anche su questo i tempi di attesa, i famosi fatidici tempi di attesa che sicuramente sui quali bisogna continuare a lavorare. Nel 2015, come abbiamo ricordato, noi abbiamo iniziato a fare degli interventi importanti. Ricordo fra l'altro che questo rapporto si riferisce al 2015 e noi, i nostri dati che abbiamo già presentato ci dicono che nel 2016 siamo ulteriormente migliorati del 10%. Sicuramente ci sono ancora alcuni settori sui quali bisogna intervenire, però rispetto al panorama complessivo italiano sicuramente siamo soddisfatti. Regione terza dopo la provincia autonoma di Trento e l'Emilia-Romagna per l'uso dei farmaci equivalenti, anche questa è una notizia importante. Per questo è importante, credo che molto dipenda anche da questa rete che abbiamo costruito con i medici di famiglia e i medici ospedalieri insieme per usare l'appropriatezza anche nelle prescrizioni dei farmaci. Questo è importante anche perché consente di recuperare le risorse per poi poterle destinare alle altre cose alle quali le abbiamo destinate. Per esempio noi abbiamo un importante, circa 300 milioni che mettiamo in più per dare livelli di assistenza maggiori rispetto a quelli standard e questo lo facciamo con un buon uso delle risorse economiche. Dati forse un po' meno positivi per quanto riguarda la copertura vaccinale, siamo nel 2015 all'89%, ci sono alcune regioni che hanno fatto meglio di noi. Come stiamo lavorando su questo fronte? Su questo fronte l'abbiamo detto, io l'ho detto più volte quando poi si è parlato in questo periodo, soprattutto riguardo alla legge, all'obbligatorietà, sicuramente si era abbassata la guardia negli anni, dando per scontate alcune cose che in realtà scontate non sono. Sono convinta però che adesso quando avremo i dati anche del 2017, su questo avremo un importante aumento della percentuale della copertura perché abbiamo costruito, credo unica in Italia, una rete, una collaborazione tra infettivologi, in particolare l'infettivologo dell'azienda di Udine, che è un accademico, con chi sta nella prevenzione e gli epidemiologi del territorio. Stanno lavorando molto bene, anche oggi c'era un importante convegno sulle vaccinazioni, stanno andando in tutti i comuni a informare le persone perché io credo che al di là dell'obbligatorietà bisogna fare lo sforzo di informare e spiegare, questo lo possono fare solo i medici, alla gente perché è importante vaccinarsi. Sono convinta che su questa cosa sulla quale si era purtroppo abbassata la guardia porteremo dati importanti alla fine di quest'anno. Riscontri positivi su una cosa estremamente importante, la sicurezza delle cure. Per esempio si parla tanto di infezioni ospedaliere, in Friuli Venezia Giulia non sono in aumento e no, si sta lavorando, anzi... C'è un tema molto preoccupante che è l'aumento delle infezioni ospedaliere. Su questo anche l'Istituto Superiore di Sanità ha richiamato molte regioni. Noi possiamo dire di avere questo vanto sulle infezioni ospedaliere e sulle cure sicure. Noi abbiamo una struttura regionale
regionale guidata dal professor Busaferro, che non solo ha lavorato molto sulle infezioni ospedaliere, siamo tra le pochissime regioni che non le hanno aumentate, anzi sono assolutamente sotto controllo, e abbiamo la rete Cure Sicure, che tra l'altro quella che si prevede nella nuova legge, nella legge Gelli sulla responsabilità professionale, e che altre regioni devono ancora impiantare. Noi ce l'abbiamo già. Un grande lavoro sulla sicurezza delle cure, perché fare sanità vuol dire fare una sanità buona e anche sicura. C'è da migliorare ancora qualcosa sull'adesione agli screening, specie mammografici. Per esempio adesso siamo nel mese di ottobre, un mese della prevenzione in rosa, e si sta lavorando sulla sensibilizzazione anche su questo aspetto. Anche su questo devo dire che i dati sono 2015. Sappiamo che il 2015 è un anno nel quale si sono già riscontrati miglioramenti rispetto al 2013 su tante cose. Lo dice anche il famoso rapporto CREA, che qualcuno ha utilizzato per dire che è negativo, invece è negativo perché è invece positivo perché è un rapporto dinamico. Sugli screening senologici avevamo da migliorare, però posso anticipare che stiamo raggiungendo la percentuale del 70%, che è straordinaria, perché siamo partiti da una percentuale che era inferiore al 60%. Quindi in questi 3 anni è stato fatto un grande lavoro sulla prevenzione. Insomma, sulla base di questo rapporto possiamo dire che nel 2015 il Friuli Venezia Giulia era, come si è detto, una delle regioni più virtuose in Italia, ma grazie alla riforma sanitaria stiamo ancora migliorando. Assolutamente, quei parametri che abbiamo visto, soprattutto quelli sui quali dobbiamo migliorare, posso già anticipare che alla fine del 2017 abbiamo numeri che ci dicono che sono in forte miglioramento.